I buoni esiti degli ultimi test effettuati sul Mose, in primis quello dello scorso luglio alla presenza del Premier Conte, sono oggetto di valutazione per decidere se azionare l'opera proprio tra qualche giorno. Sulla base della tendenza rilevata dal Centro Previsioni Maree, sabato potrebbe esserci un picco di 130 cm, condizione che causerebbe un consistente allagamento della città con i relativi disagi e il timore, purtroppo, che possa accadere nuovamente con un 12 novembre. Difficile non pensarci. Per questo il commissario per il Mose sta valutando la possibilità di far alzare le dighe e sarebbe la prima volta che entrerebbero in funzione in una condizione di necessità reale, arginando la marea e limitando il livello dell'acqua alta in città. Molto però dipenderà dalle prossime previsioni che potrebbero confermare o meno la tendenza ipotizzata per sabato, ma anche da quanto stabilirà il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato, che sta approvando il documento relativo alla procedura di attivazione del Mose. I tempi sono stretti e al provveditorato c'è fermento per capire se ci siano le condizioni o meno per l'attivazione e con che modalità. Il Mose non funziona solo con un sollevamento totale, quindi si potrebbe anche decidere per un test parziale. Il cronoprogramma prevedeva tempi più distesi. Oggi l'approvazione, l'11 ottobre un'altra prova generale, oltre a quelle dei mesi scorsi. Le previsioni certe per i prossimi giorni intanto annunciano un picco di marea sostenuta di 105 cm alle 11:50 di venerdì.